Reparto specializzato nella gestione di quelli che in gergo tecnico si chiamano mass disaster, il centro grandi ustionati dell'azienda ospedale Università di Padova aveva risposto all'alert nazionale lanciato dalla Protezione Civile, tutto rientrato, almeno per ora. I pazienti italiani, e non solo in arrivo dalla Svizzera, saranno accolti dall'ospedale Niguarda. A Padova, dopo aver dato la disponibilità per un paziente intubato, 2 in terapia subintensiva e 8 posti in chirurgia plastica, siamo ritornati alla routine. Questi giovani che sono trasferiti in questo momento hanno bisogno ovviamente di continuare la cura delle grandi ustioni. Per grandi ustioni si intendono superfici corporee superiori al 20%. Il bilancio diffuso dalle autorità elvetiche descrive i contorni della tragedia: 40 le vittime, 121 i feriti, di cui 5 non identificati, 14 gli italiani ricoverati, 8 i pazienti curati dai sanitari del Niguarda. Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, ci spiega il percorso che li attende. Questi pazienti progressivamente vengono estubati e progressivamente vengono curati dal chirurgo plastico, che procede prima di tutto con la rimozione dei tessuti necrotici. Quasi tutti questi riportano ustioni di terzo grado, quindi il grado più grave, in cui tutta la cute è bruciata. Queste ustioni rappresentano un pabulum ideale per la proliferazione batterica e quindi devono essere rimossi, e successivamente poi si partirà con la parte ricostruttiva. La chirurgia plastica rigenerativa oggi ottiene degli esiti cicatriziali molto migliori rispetto a quelli del passato, ma questi sono pazienti poi che praticamente per tutta la vita andranno incontro a correzione di esiti cicatriziali.